Siamo in collegamento col dottor Massimo Gaudina, capo della rappresentanza a Milano della Commissione europea. Con lei, dottor Gaudina, buongiorno, parleremo della percezione di quello che sta facendo adesso l'Unione Europea per questa crisi sanitaria, per questa pandemia che avrà degli strascichi per tantissimo tempo. Ecco, gli italiani hanno percepito una lontananza dell'Unione Europea, delle istituzioni europee, ma è realmente così? Che cosa sta facendo l'Unione Europea per rispondere adeguatamente a questa crisi? Ma intanto grazie di averci dato questa opportunità di spiegare quello che sta facendo l'Europa in questa crisi, che è una crisi terribile a cui nessuno era preparato e che sta mettendo a durissima prova tutti i nostri cittadini, ma anche le istituzioni, l'economia e i sistemi sanitari. Quello che sta facendo l'Europa si sta svolgendo su molti fronti e, per esempio, volevo ricordare che subito dal 23 febbraio, non appena è nata l'emergenza in Lombardia e Veneto, è venuta in Italia una missione dell'Agenzia Europea per la gestione delle malattie, ECDC, ed è venuta per aiutare le autorità italiane per raccomandare delle linee guida su come trattare l'epidemia, su quali profili di pazienti o di potenziali pazienti dovevano essere testati e altre cose di questo genere. Quindi subito il 23 febbraio una prima missione. Poi è iniziato un coordinamento sanitario perché se ne parla poco, ma ogni giorno i 27 ministri della salute dei 27 paesi europei si riuniscono in videoconferenza insieme alla commissaria europea alla salute proprio per cercare di coordinare le varie azioni. All'inizio erano sparpagliate, scoordinate, ogni paese andava un po' per conto suo, adesso c'è un po' di coordinamento perché i paesi hanno capito che bisogna scambiarsi informazioni, bisogna cercare di avere degli atteggiamenti omogenei. C'è molta ricerca scientifica finanziata dall'Europa per trovare vaccini e terapie e c'è anche molta solidarietà, anche se se ne parla poco. È vero che all'inizio alcuni paesi avevano bloccato dispositivi medici verso l'Italia, è vero, bisognerebbe chiedere a loro il perché, probabilmente volevano prepararsi all'arrivo a casa loro dell'epidemia. Sta di fatto che dopo l'intervento forte della Commissione europea questi paesi hanno cominciato invece ad aprire le loro frontiere alle mascherine, per esempio, o ai respiratori, che adesso stanno arrivando in Italia anche dalla Germania, dalla Francia, dall'Austria e da altri paesi europei. Ci sono pazienti italiani attualmente ricoverati in Austria o in Germania, quindi la solidarietà europea da parte dei paesi adesso si sta pienamente dispiegando. E da parte delle istituzioni si sta svolgendo e si sta rafforzando soprattutto sul lato economico. E il fatto che gli italiani però non riescono a percepirla questa solidarietà, secondo lei è un problema dei mezzi di comunicazione? È un problema proprio europeo l'Europa che non si sa raccontare o forse c'è qualcos'altro? Beh, ci sono almeno due problemi separati. Il primo è un'Europa che non riesce a raccontarsi abbastanza, abbiamo evidentemente dei limiti nella nostra capacità di comunicare, abbiamo bisogno dell'aiuto dei media, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i moltiplicatori che ci sono nei nostri paesi, perché non sono le istituzioni da sole che possono spiegare ai cittadini quello che sta succedendo. Abbiamo bisogno di intermediari e quindi stiamo lavorando anche con tanti media locali che sono una risorsa anche per noi così come per i cittadini e ovviamente cerchiamo poi di facilitare l'apparizione in televisione del commissario Gentiloni o del presidente von der Leyen anche sui canali nazionali, quindi un discorso a tutti i livelli. C'è un discorso di disinformazione che è stato identificato, c'è una strategia organizzata di disinformazione a quanto pare che sta un po' confondendo le acque e che non sta facendo passare il messaggio giusto. Appunto nascondendo quello che fa l'Europa e divulgando slogan per cui l'Europa non fa nulla, si può ammainare la bandiera europea dai municipi perché l'Europa non è solidale e c'è tutta una narrativa che sta montando e che noi vogliamo cercare di contrastare spiegando pacatamente e razionalmente quello che l'Europa sta facendo. Noi siamo ancora in piena emergenza sanitaria, questa è la priorità per tutti gli stati europei, ma bisogna imparare anche a immaginare la ripresa dell'economia, dell'attività delle nostre imprese. Ecco, come la state organizzando a livello europeo? Quali saranno i provvedimenti o quali sono già i provvedimenti che sono stati presi per fronteggiare questa emergenza che forse sarà ancora più pesante?
Allora, sono già stati presi molti provvedimenti sin dai primi giorni. Ricordiamo la BCE che ha subito attivato un suo nuovo bazooka, inizialmente da 750 miliardi di euro, che adesso aumenteranno ancora. La Commissione europea che ha sospeso il patto di stabilità e quindi permette a tutti i paesi di sforare i deficit e di finanziare in deficit le nuove spese impreviste per l'emergenza. C'è la sospensione del divieto agli aiuti di Stato, cioè gli aiuti di Stato che di solito sono proibiti perché falsano il mercato interno all'interno dell'Europa. In questa fase emergenziale invece sono autorizzati, quindi anche l'Italia può spendere, può aiutare le proprie imprese senza dover essere bloccata da questo divieto. E poi ci sono due nuove iniziative: intanto 40 miliardi di fondi europei non ancora utilizzati, che saranno tutti riconvertiti nella lotta all'emergenza e quindi a sostenere i sistemi sanitari, a sostenere le imprese e i lavoratori in crisi. E poi la nuova iniziativa che è stata proprio presentata in questi giorni, che si chiama SURE, e che è una sorta di cassa integrazione europea da 100 miliardi di euro che la Commissione lancia attraverso prestiti che va a cercarsi sul mercato e che permetterà proprio alle imprese di avere la possibilità di mantenere i propri lavoratori e non licenziarli, per esempio con azioni di formazione, per esempio con altre azioni che permettano di restare impiegati in questa fase di emergenza e poi quando l'emergenza sarà finita si ricomincerà, si spera, con un'economia in ripresa. A proposito di ripresa, soltanto questo, i 27 capi di Stato e di Governo hanno chiesto alla Commissione di preparare due grosse azioni. La prima sarà la strategia di uscita dalla crisi, uscita anche nel senso di misure restrittive che dovranno essere rimosse gradualmente e in modo coordinato fra i 27 paesi, e poi di preparare un grande piano di rilancio e di ripresa degli investimenti che dovrà essere comprensivo e inclusivo, cioè dovrà aiutare tutti i 27 paesi e dovrà essere senza precedenti. Quindi si stanno preparando degli investimenti senza precedenti per la ripresa dopo la crisi. In conclusione invece vorrei parlare della dimensione locale, quindi della provincia di Treviso, se ci sono delle progettualità che sono state pensate proprio per la provincia della Marca trevigiana. Diciamo che anche il Trevigiano potrà beneficiare di tutti questi interventi di cui abbiamo parlato, i fondi europei e ancora di altri fondi di cui non abbiamo parlato, ma accesso alla liquidità per le piccole e medie imprese che saranno favorite dalla BEI, la Banca Europea per gli Investimenti. Io vorrei ricordare che il Trevigiano, il Veneto in generale, sta ricevendo più di 3 miliardi di euro in questo periodo di programmazione 2014-2020 dall'Unione Europea, e il Trevigiano ne sta usufruendo e sta realizzando degli ottimi progetti. Penso al campo digitale, penso al campo degli incentivi alle imprese, penso ancora alla trasformazione dei prodotti ittici, ci sono degli incentivi anche su questo. La cittadella della salute di Treviso, Ca' Foncello, che si sta ristrutturando, sta diventando un polo molto interessante, un polo medico di eccellenza, grazie a un finanziamento del famoso piano Juncker, che è un piano di investimenti reso possibile da una garanzia europea. E ancora un'azione per i disoccupati over 50 che è stata lanciata l'anno scorso con 500.000 euro, e quindi insomma abbiamo tanti progetti sul territorio. La gente conosce questi progetti ma forse non li associa all'Unione Europea, quindi è importante far sapere che dietro tante di queste realizzazioni c'è l'Europa, altrimenti i cittadini restano con la percezione dell'Europa vista come un costo e non ne vedono i benefici, che invece sono molto più grandi dei costi. Quindi... E l'Europa invece, le volevo chiedere, per quanto riguarda il Veneto, la politica dei tamponi tanto portata avanti dal governatore Zaia e da tutto il sistema sanitario del Veneto, ecco, come ha percepito questo fatto di essere protagonista di questa emergenza del Veneto? Ma è un'esperienza che viene seguita con molto interesse perché è in buona parte in linea con le raccomandazioni che vengono dagli organismi internazionali, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla stessa agenzia europea. Non vogliamo fare graduatorie di chi è migliore in questa fase, ma sicuramente è una regione che sta facendo molto.
E il problema è che quando abbiamo regioni che hanno comportamenti e politiche diverse e poi 27 paesi che hanno politiche diverse, evidentemente lottare contro una pandemia diventa difficile e sarebbe molto importante un coordinamento forte, ed è per questo che se siamo entrati nell'emergenza in modo scordinato, sarà importante uscire dall'emergenza in modo coordinato, in modo che ci sia un approccio efficace e il più possibile coordinato fra i 27 paesi. Altrimenti, se un paese esce dall'emergenza e il suo paese vicino non esce, resta un problema e non si potrà comunicare tra questi due paesi. Bisognerà uscirne in qualche modo tutti insieme.